Non c'è bisogno di fare tanta strada, di arrivare fin qui, nel cuore della Barbagia, per imbattersi in una targa crivellata di fucilate. Può capitare in qualsiasi contrada d'Italia, di Europa. Ma qui sembra quasi la conferma spavalda di tutto ciò che abbiamo sempre sentito dire su Orgosolo e sulla Barbagia. Il silenzio, la solitudine di questa campagna e la faccia dei pochi uomini che si incontrano per la strada, la frequenza delle camionette dei carabinieri, tutto questo sembra ripetere e confermare il significato simbolico della targa crivellata di palle. Questa suggestione è talmente forte che si sente il bisogno di reagire, di scrollarsela di dosso e di leggere la targa con occhi nuovi, con uno spirito diverso da come si è sempre fatto. E siamo contenti della macchina da presa che ci portiamo sulla spalla invece di un fucile. Vogliamo vedere Orgosolo attraverso le lenti dell'obiettivo, che sembrano fatte apposta per penetrare il silenzio di queste contrade. Di uomini se ne vedono pochi in giro, perché sono in campagna, dietro il gregge o negli ovili. Spesso stanno via per mesi interi, costretti a cercare i pascoli fino nelle lontane pianure del Campidano. Conducono una vita da nomadi e come tutti i nomadi non godono di buona reputazione, e questo da sempre. Gli storici li hanno descritti come irriducibili predoni. In realtà difendevano le proprie terre, la propria indipendenza, la libertà, e nessun cartaginese o romano arrivò mai a mettere piede in Barbagia. Perciò la Barbagia fu chiusa in una cintura militare e considerata terra non romana. Barbaria la chiamavano. I ragazzi cominciano presto a lavorare e vengono iniziati al mestiere dai padri, dai fratelli maggiori o dal padrone presso il quale vengono allogati. Il mestiere del pastore è difficile, è duro. Bisogna conoscere le pecore del branco una a una. Bisogna proteggerle dagli attacchi delle volpi e degli uomini. Bisogna saper scegliere i pascoli e difendere anche questi. Per il pastore il branco è tutto, è la sola fonte di vita. Al di fuori di questo non c'è niente. A un vescovo che li rimproverava dal pulpito per il loro vizio di rubare, gli orgolesi, in buona fede, scusandosi, dissero che non si trattava di un vizio e che loro non rubavano, ma cercavano semplicemente di ripristinare la giustizia distributiva. Questo è anche l'argomento di Ziu Gangas, vecchio e famoso abbigiatario, cioè ladro di bestiame, il quale si autodefinisce raccoglitore di pecore. Per tutta la vita Ziu Gangas non ha fatto altro che raccogliere pecore. Sarebbe diventato uno dei più grandi proprietari della Barbagia, dice, se non ci fossero stati altri raccoglitori bravi quanto lui. La giustizia distributiva veniva subito ristabilita. Ora Ziu Gangas si è ritirato a vita privata e vorrebbe una pensione, dice, come tutti gli altri lavoratori. È convinto di averne diritto e ogni tanto scende fino a Nuoro per sollecitarla dagli uffici competenti. Anche il vecchio Battista Corraine, detto Zoeddu, meriterebbe una pensione. È un nome famoso, un personaggio storico. Fu al centro di una delle ultime grandi dissamistadi che divisero Orgosolo in due fazioni, dal 1905 al 1917. Per 22 anni i Cossu e i Corraine e i loro collaterali e affini continuarono a spararsi addosso, mettendo in atto una catena di vendette che costò la vita a una trentina di persone. C'è ancora in questo vecchio qualcosa dell'antico vigore. Quando mi arrestarono, racconta, e mi misero sul carro la prima volta, io con le manette ai polsi saltai giù e me ne scappai. Stetti alla macchia per molti anni e diventò un personaggio quasi mitico. Mesus mortu che in galera, dice zio Zoeddu. Meglio morto che in carcere. E tutti assentono. Via il commissario, ha scritto sul muro della chiesa la mano di uno sconosciuto. Certo non è Ziu Gangas,
né il vecchio Corraine, e nemmeno quest'altro, Ziusini, il più vecchio di Orgosolo. Se gli si chiede quanti anni ha, dice 95 meno 12. I 12 li ha passati in carcere e perciò non contano. Quella non è vita. Questa invece è la chiesa, sulle cui pareti si teneva un ben più tragico giornale murale. Qui venivano scritti, in tempo di disamistade, i nomi di coloro che dovevano essere uccisi. Erano nomi già noti, anche i bambini li sapevano. Su questo muro pubblicarli a quel modo era un atto di spavalderia, qualcosa che preannunciava oltre la morte lo sfregio. Un antico lamento funebre barbaricino, un attitido della fine del secolo scorso, così cantava: piangete più forte. Non vedete che ci sono ore così che agli uomini non resta altro da fare che uccidere e alle donne altro da fare che piangere. Qui, in queste croci, è tutta la storia di Orgosolo. Anche nella loro povertà si distinguono una dall'altra. Croci nude in questo paese dove non si conoscono fiori. Alcune di marmo, perché anche le generazioni future sappiano ciò che si deve sapere. Le croci della disamistade. Ecco Pasquale Tandeddu, che fu alla macchia per 5 anni. Condannato all'ergastolo si proclamava innocente e calunniato. Scrisse poco prima di venire ucciso: alla galera preferisco 100 volte la morte. Suo fratello gli sta sepolto accanto, in un velo di tragico mistero. Forse c'è qualcuno che sa la verità sulla morte di Pasquale Tandeddu, il suo fratello. Forse la sanno le donne sempre vestite a lutto, in attesa continua di qualcosa che deve succedere, come se i loro uomini fossero sempre in guerra. Ma in realtà l'antico isolamento è già rotto e le nuove generazioni hanno coscienza di una nuova dimensione della società, della quale essi stessi e i loro problemi sono parte.